TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. La Corte Costituzionale ha ammesso gli interventi ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia contro i ricorsi di Puglia, Toscana, Sardegna e Campania sulla costituzionalità della legge sull'autonomia differenziata. Questo passaggio rappresenta un momento significativo per il Veneto, come sottolineato dal presidente Luca Zaia, che così esprime il suo parere. Con questa decisione, la Consulta ha riconosciuto l'interesse del Veneto a difendere la legge sull'autonomia e il diritto a vedere rappresentate le sue ragioni nel processo. È un passaggio importante perché da subito abbiamo sostenuto che la legge sull'autonomia differenziata è una norma che deve essere difesa nella consapevolezza che rappresenta l'avvio di un nuovo corso per il nostro Paese. Passiamo alla cronaca. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del quartiere Piave a Mestre, finalizzato alla prevenzione dei reati in generale. Nella circostanza sono stati eseguiti accertamenti presso 3 esercizi commerciali, a seguito dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 12.500 euro nei confronti dei titolari di 2 dei suddetti locali, avendo riscontrato violazioni inerenti all'omessa formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la mancanza della revisione periodica di un impianto antincendio. Durante il servizio istituzionale sono state inoltre controllate 42 persone. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Si rinnova anche quest'anno il doppio appuntamento con la salute e la prevenzione promosso dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori e dall'Associazione Amici del Cuore. Venerdì 15 novembre al municipio di Mestre dalle ore 9.30 alle 15.30 sarà possibile eseguire gratuitamente vari screening e seguire le conferenze scientifiche. Quindi sarà possibile eseguire il controllo del colesterolo, della glicemia, della pressione e del peso e, i medici lo riterranno necessario, anche sottoporsi ad un elettrocardiogramma gratuito effettuato da infermieri professionali e con il tracciato letto da un cardiologo. Inoltre la sala del Consiglio Comunale sarà messa a disposizione per alcune conferenze dedicate alla prevenzione cardiologica e del tumore alla prostata. Dalle ore 10 alle 12 si parlerà di infarto, se lo conosci lo eviti, poi l'importanza della riabilitazione cardiologica, inoltre la prostata, questa sconosciuta, e infine, ma non ultimo, la chirurgia urologica robotica oggi. Voltiamo pagina. Domenica 17 novembre a Chioggia torna la festa del volontariato, giunta alla terza edizione. Dalle 9 alle 13 il tratto nord di Corso del Popolo verrà animato dai gazebo delle associazioni che a vario titolo prestano la loro opera gratuita per la cittadinanza. E domenica 17 novembre cade anche la seconda giornata delle domeniche ecologiche. Dalle 8 alle 20 in tutto il centro storico di Chioggia sarà vietato transitare con veicoli a motore. I limiti per il divieto di transito saranno quelli in vigore nei giovedì del mercato, tranne che per il varco del Duomo. In questo caso tale del Duomo è percorribile, ma al termine ci sarà l'obbligo di svoltare a destra. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.